Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, interviene oggi a fronte di quanto emerso su Agrigento e la provincia dall'ultimo report di Italia Oggi sulla qualità della vita, che vede la nostra città posizionarsi al 103° posto, e afferma: abbiamo esaminato con attenzione la classifica e accogliamo con spirito costruttivo. Si tratta di uno strumento utile per individuare i punti di forza e i margini di miglioramento, pur sapendo che un semplice dato numerico non può rappresentare appieno la realtà di città complesse come la nostra. Agrigento, continua il sindaco, sta vivendo un anno straordinario. Essere capitale italiana della cultura 2025 significa avere un calendario ricchissimo di eventi, spettacoli, iniziative diffuse, progetti che stanno trasformando il nostro territorio. I teatri attivi, la programmazione culturale, continua il primo cittadino, il lavoro del parco archeologico e la vitalità delle tante realtà associative testimoniano un fermento che non è episodico ma parte di un percorso che ormai è sotto gli occhi di tutti. Questo però non cancella le criticità, afferma Miccichè. Sappiamo perfettamente che esistono ambiti in cui dobbiamo correre di più: le infrastrutture, i servizi, le opportunità per i giovani e per chi cerca lavoro. Sono sfide sulle quali l'amministrazione comunale è impegnata e continuerà a investire con decisione. I risultati dell'indagine rappresentano quindi per noi un'indicazione, non un'etichetta. Credo profondamente, continua Miccichè, nella capacità di questa comunità di guardare avanti. La qualità della vita non dipende solo dalle statistiche, ma dal modo in cui la città reagisce, si impegna e afferma la propria identità. E Agrigento oggi sta dimostrando di avere energia, determinazione e visione. Il nostro compito è continuare a fare la nostra parte. Il contributo di tutti, istituzioni, cittadini, operatori economici, associazioni, è fondamentale per costruire l'Agrigento che meritiamo. E sui dati della classifica della qualità della vita ad Agrigento interviene oggi il portavoce dell'area progressista Onofrio Dispenza, affermando: non è un caso che questo accada quando sono resi noti i risultati di un'autorevole indagine guidata da un giornale economico come Italia Oggi e col supporto autorevole di un centro di ricerca come l'Università La Sapienza e l'Italian Communication. Sono dati devastanti, afferma Dispenza, che proprio in questo 2025, che avrebbe potuto essere l'anno del riscatto, vedono la nostra città in profonda sofferenza in settori vitali: lavoro, reddito e turismo. Dati da baratro, aggiunge il portavoce dell'area progressista, che non risparmiano la città in alcun elemento della ricerca. Traducendo i dati dello studio, si può sintetizzare che ad Agrigento si vive più male di prima. Ad Agrigento non c'è lavoro per i giovani che vorrebbero restare o tornare. Agrigento è più povera. Ad Agrigento non si ha il diritto alla salute e alla cura che la città, e questo è uno schiaffo, in questo 2025 riesce a perdere posizioni pure alla voce turismo. Il fallimento è certificato, chiude la nota Onofrio Dispenza. Resta un danno incalcolabile che chiederà soluzioni straordinarie. Determinanti saranno il giudizio e la volontà degli agrigentini. Non perdano l'occasione di farsi sentire.